schida che st'ora? Sì. A te ne che risarzare da sul letto, sì o no? Ah, coraggio che stardo. Eva! Eia, aio, chi pa cosa fa, che era coraggio? Come ti sei trattando, mia? Che gli dato nostro permesso te... Tanto, non dobbiamo sclarire una cosa. Se querer fare qualche cosa di minimamente intelligente, mi deve ringraziare. Se no, è mezzo schidicalle a samuta e chi fetta sa su che dinaroeo. Ascolta, taparroscio, ma chi ne sei tu? E pensa che volevo pure dichiarare poi si fai ai sposi. Ma chi ne sei? Ma chi li riconosci? Beh sì, te presti, te questo posetto, te questo dopo, te questo pianeta! Eia, sei sicuro di questo che servente? Sei proprio sicuro che non mi deve per ringraziare? Deo a tu non ri depo nuda. No? Sì, scuro. Sta prima volta che t'ha poito, mi fio appena schitata da essere drommita a tempurmeda. Fio ispozzata, nuda come te sa di chi sono aschita. E non mi ha manco dato un istrazzo come i cucuzzare. Tanto che so teppi da fuire. Ma sì, Deo! Mutu, decido di te perdonare e di perdonare sa maleducazione tua. E torro da te, prova che spaghe e sita che in su costume elegantissimo de buono. E tu, brutto manzoso, ti sei presentato a mie nudo come un erme per approfittare dell'innocenzia mia. No, dopo le muscette... Mudo manzoso, sa chi t'ha colata? Ha fatto già una figura che non ti naro che in tutta sa gente, ti l'ha dimenticato. Guarda che non è stata colpa mia. Demo mandavo a Bonari a naia a tutto su che mi depiato bedessi. Che Deo vemo sul re. E l'hanno alleata tutto a bochese e l'hanno fatto tutto se si smorfia, sa, proprio un bello risultato. A su manco è meno male che sono arrivata io. E t'has fatto? Sono andata da Issoso e ha poi fatto un patto. Questa è politica. Ma vabbè, lasciamo perdere, tanto è inutile che io mi ponga a te lo contare. Tanto tu ne lo comprendi se. Lo che comprendere sì o no? Chi so come sono gente nostra. Funta soggettauso, ma funta soggettauso a me, no a nosusu. No, a nosotros, cade tutto su potere. Io ne cherzo a su manco su meso, se no, guasto subito su gioco. A tua sta bolle un re e una reina. Beh, iniziando si deve scogliare. Sei sicuro dello che fare? A su posto tu e obbedi a pensare. No, pro como siamo solo due governantes. Su meso tue e su meso io. Ma bada come ti sei vestito? Puzzi, ma sconcorda pinguino. Ignorante che non sei sattero. Questo è un frac. È un costume antico da alternos. Una personalità politica importante meda in Castello. De annos orfaghe. E tu casa secondo lui uno vestito alternos e un'altra vestita con il suo costume da buono. Il logo ti aspetta che loro a passare Sant'Efisi. Siamo noi a governare. E il governo concordauso. Fa che mi comprende il mezzo su. No, e ta c'è in questo governo? C'è sta repubblica, sa monarchia, is dittarores. Manco una di queste cose, sa. Che in sa monarchia non dobbiamo su prenare di questo nobile, se nobilotto, gente che non mi verrà che pronuda. Pensando sta dittatura. Si dipone, che in sa forza, prima o poi, ti che sei cansa conca, come in sa rivoluzione. Pensando su sta democrazia. Ne manco. Si tutto tenen su diritto di questionare. Cominciano a ponere regole su ogni minima cosa e che siamo tutti de conca. Sa democrazia, a mentadilo, è sa mamma de sa burocrazia. E tu in casa? Aspetta un pacchizzetto. Tu è l'arbita, così scalinata, manna, chi beste indananti a su bar mediterraneo. Ah, gussa che in pezzo su c'è tutta specie d'uomo bianca che vale di... Un tempio anticumeda. E poi ti si sfende con sta faccia? Cavare di un tempio, vero? E noi namosu. Chi? Fidi un tempio. Castiaita pagattau. E dai, pare una specie di mappa antica. Eia, è una mappa di questa zona. Una cosa de tempo antico, de tempo urmeda. Ma castiais nominis quinci punti scrittusu. Mi su scalere in mano. Ah, si narrà
si narrara scalinata di bonaria. Te bonaria. E sa domo bianca fiera una gresia. Sa gresia de bonaria. De bonaria. E bonaria sei tu, E tanto su Ciseus. Non sei comprendendi. Portaru ses elettronica e non a regionasa. Poco mandai. Si serve una cosa che tu sfazzano a timmi. E chi è chi farà a timmi frustono Deus. Sto scomandamento de Deus non si pone in discussione. Si depende solo seguire. Sa legge è sempre giusta. Se non la comprende è scolpa tua. E se non pone a mente, i altri uomini, i altri femmine, ricastano male, non riboli t'accanta. Ad essere sa gente è tutto che ad accircare di ponere sutta, di punire. Non abbiamo a tenere manco bisogno di esercito, di polizia. Sì, è questo che si servira una religione. Duca soeva, Deo e tui e usa essa sa proprio maniera governarorisi e pappas di questa religione nostra. Sigua non comprendi. E su Deus? Chi ne si boni da fai su Deus? Tui! Su scalere sagrese, a tutti posso usare nomini de bonaria. E non rinata bonaria a tui. Tu sei su Deus che rotto stimminti che ne sciurubiri. Su Deus che rotto onduna di bocere una voce e ti frastimmara. E non scise di onde sta voce ti si arribara. Si tu narai sposatrusu, ma d'ogni religione tieni di arragionamento sia regola se dottrina. Deu puru vai su Deus, ma ita razza de Deus seu Deu. E non ne sa ragione. Tocca si pensare a dottrina. Oh, mamma mia, quanto la faghi der longa, se dir due sarà cosa, so faghimus una cosa impresse. Leamus, bicolor de religione schizza esistini, la sponimus parisi, faghimus uno pacchizze di un bello minestrone e fatta sa religione. E intanto solo che la si vuole studiare. Poi gussu, genci ben su Deu. Sindi bogo a pillulogramma cantun di bolesi, ascurtai e gustu, di naranta Don Mario Cugusi. Fiavredi, cristiano, cattolico, romano e sardu. La gresia de oggi è una gresia fatta sempre da gente, da persone, di uomini e femmine che vivono in questo mondo e vivono con i problemi che ci sono in questo mondo. Certo che questa gresia in questo tempo si è cambiata a metà. Sa gente si chiede una volta si dia aici, una volta si dia questo, quest'altro, ma una volta sul mondo fu diverso. Sul mondo fu di, come intendai, camminare con queste religioni, su tempo fu di segnale di queste religioni, sa gente andava a credere a mangiare, andava a credere su domenica a mangiare, non posso a messa, a me posso catechismo. Ma oggi è tutto diverso. E su Bredi prima fu di una persona importante, fu di conosciuto e rispettato, poi chi non tiene di preparazione, non tiene di modo di vai, non si sceglie con questa gente a fare in modo che sul mondo sia da andare meglio, non conta nulla. E c'è questo problema poi che in questo tempo le preparazioni per le spese che io da più bella, la volta che si studia più spago, commenti in ogni settore. Noi che dottori di oggi siamo meno di prima, in sul senso che una volta su dottori della condotta un dottore preparato e scia da fare il tutto. E questo vale per la gresia pure, c'è presi che piegano a mano la Bibbia e non ci intendono, quindi sul mondo è cambiante. Intanto si chiede, questo preda che stionai, e ma bollisciri. Deissu, si commenti Deo mi debba regolare in questo mondo a un deseo casa solo. Commenti se era deppi vai, può essere uno bravo prete, può porre in pe una bella religione che funzioni di questa gente. E ta deppi tenni uno prete a dismiasa, ma tu puoi comprendere de suoi dossusu, de commenti di peressa e de costumene. E ta deppi tenni uno prete, e ta carriera deppi fai.
Devo andare a certo su studio, però ho sempre di mezzo umanità, non so dire con suo papà del noi, Papa Francesco che è un uomo che scende a parlare con questa gente, si indulita a questa gente che ne ha bisogno, non di piace di saparienza, Rubireus quando va a messa che ha chiesto troppo bestiu a come tu non paraoni, è imbarazzato, non è contento, parica, è posto in una gabbia. E quindi è un uomo che dimostra da suo modo che è da sagrado busy. Mentre se invece c'è gente che in questo modo va di suo papà, che è un uomo, che è mezzo umano, che tiene in mezzo a questa celebrazione, ma tiene preso a sua umanità. Così adesso un modo di si pone oggi sopra di questa gente, su preti, specialmente su bispo, ma è un modo di essere iglesia. Un'altra cosa bella secondo me noi è che questa Grecia sempre di Bruso è diventata comunitaria, è diventata dedotto, non è siete di questo che lui trabalha talmente impiegato, insomma no. E quindi una cosa sicuramente che migliora la meta è sul senso della comunità e noi scetti, non tanti noi in Italia, in Europa, ma specialmente soprattutto in Sclesia Nova, Sclesia giovane, come in Africa, come in America Latina. Questa Grecia è più di gente, non più di spresi, e questa è una cosa sicuramente bella. A me mi interessa una cosa, sicuramente devo ponere in pari con questa gente e devo birita avanti, tu devo conosci. Da un mo' pongo un pei a solo una religione. Ma sa duda mia è custa, questo che si ho in mente Dio è custo. E se uno deve fare un'altra di religione, e si fa su concorrenza, canto religione si ci vuole in te si impari. Ma rocca si fa essa guerra, tocca non si fa essa guerra, come ti mi devo comportare? Prima di tutto che Dio ti sono scetti, sul modo di conoscere Dio è diverso da uomini, ma tutto questo che ci canta sa spiritualità, che ci canta su cuore, che ci canta sa verità, sa giustizia, ma conta a posto con Dio. Ma è un'altra cosa bella, secondo me, è che suo Papa Francesco, mi era impegnato a scrivere Bogad conca l'idea che l'unico che è insabilità, l'unico che si scosa, che agradece a Dio è suo cristiano. Questa cosa che si è in parentesi, che non è tanto sul modo come noi rubricato a Dio, ma questo modo come noi viviamo che è agradecido a Dio o non è agradecido. Per cui sempre di Bruso, credo, no? Io sapevo andare e su tempo su Galavenni, io andai sempre di Bruso a un modo di rispettare sul modo come uno prega, sul modo come uno si va a una gresia sua. E quindi Dio credo che su tempo benitori adesso un tempo di più pace religiosa, sul senso che sempre de Bruso si ne sono liberati dell'importanza del rito, dell'importanza dei commenti nostri pregausi. Noi sa preghiera non è sa dimostrazione che noi credo. Noi pregausi Questa religione che si serve come un mantai ed è più studiare. Issa c'è stupare una parte e Dio a s'altra. Esiscire quando renga bisogno di consiglio di intelligenza smannasa imponno sempre conca sul bar Mediterraneo. Poi intrendi a gatto un silenzio, una luce bella, una pace e tutto un duna. E non mi più presentavo a Siddhartha, su buddista. Come ti abbiamo Siddhartha di acconotto, come ti si stessi na uno deusu. Fiata uno mineto semplice, vestito de grogu, camminando con sa ciccara de sa limusina. All'odo, Yanau Siddhartha Govinda, questo è Buddha. Govinda accastiava su bara prapalli su grogu, che pariva uguale ai satru 100 parasa, e si andiva raccattavo il suo puro. Sì, fia proprio isso. E ti hanno posto un fatto, castiendito,
Buddha camminata po conto su, pensa che ripensa. Sa vacino fiata ni all'irca ni trista, scetti paria da chiss'anima, a intro fessi faini una spezia de arrisuleddu, con s'arrisuleddu sull'enu, wow, commenti che fessi d'uno pipì usano, e te spezia buona. Buddha si chiada, in s'arruga sua, teniada sopra pallissu e ponia dai spesi in terra, commenta tutto si s'altro sparasa, commenti nara sa regola, ma infacci, in saghettate su vei, in il soco sbascioso, in sa mano lasciata andare e poi vinza sendogna di tutta sa mano, si licia da paci, perfezioni. Non ti pia sta nuda de somini in circa, né su disigio de calisi sia cosa. Ha respirata e bastata in una luci fora de tempus, in una pace manna e forti. Da proscurtao de commenzo passa a cabo e a sa fine bessi qui costos fueddus funt arribaus vinzas annosos che tu seri scrittus un altro scritore che di naranta ermanesse e su libro si narara puru si d'arta. Seu sempre prus forte, sempre prus convinto de deppi fai questa religione. E bessio de su bar mediterraneo proprio a spese de su scaleri in mano de Bonaria, agatto un altro ologramma. Si vede che s'arruga che io su sciopera con e va cussa bona. S'ologramma è cussu de Nicola Melis, che avvia da un professore di universitari esperto de culturas de Turchia e de logos foras de sa Sardegna. Aspetta, questionendi. Il solito discorso sull'Islam, ecco. L'Islam è un mondo monolitico dove sono tutti uguali, con la barba, la scimitarra o il Kalashnikov e vanno in giro ad ammazzare gente per imporre la loro religione. Ecco, tutte stupidaggini queste, perché questo è uno stereotipo. In realtà il mondo islamico è un mondo molto variegato. Parte dal Marocco e arriva fino all'Indonesia. L'Indonesia è il più grande paese islamico, e quindi tante culture diverse, dove la religione è solo un elemento, ed è un elemento che caratterizza un aspetto della società. Quindi tante società diverse dove c'è questa religione, che è la religione rivelata da Dio a un uomo che si chiamava Muhammad, Maometto, e in sé, come tutte le religioni, porta un messaggio pacifico e poi viene usata dagli uomini come uno strumento di potere, ma la religione di per sé non dovrebbe esserlo. Don Casacusto Nicola Melis è questionante in questa galleria di sardo burdo che manteneva che si narra l'italiano. E questa galleria di sardo burdo da questionara poi da esso tenere mantenao origamete è bravo con is linguas, è buono a questionare su turco, è buono a questionare sarabo, ma su sardo ero non di benere, e di benere questa specie de sardo burdo che stessi italiano, poi ta conoscendo troppo linguas, non dare imparare questa giusta che stesso sardo, e tu e ma bolliscire sempre questionando di questa religione, itta è questo Islam. Itta è deo commento tu devi maneggiare questo Islam. L'Islam è una rivelazione divina a Maometto ed è stato rivelato nella penisola arabica in un ambiente molto desertico. Quindi quando ha cominciato a diffondersi nel mondo si è diffuso in tutti i climi. In questi climi cosa è rimasto? Il nucleo della religione alla fine qual era? È un discorso monoteistico. L'Islam è la continuazione del messaggio cristiano e del messaggio ebraico. Allah vuol dire Dio, è lo stesso Dio. E Maometto è il suo profeta, non un profeta. I profeti sono tutti quelli dell'ebraismo e del cristianesimo, ce ne sono altri due che sono presenti nel Corano,
ma non si capisce bene chi siano. Quindi c'è anche Gesù, profeta dell'Islam ovviamente, e poi c'è il sigillo dei profeti, che è Muhammad. E questa religione richiede tutta una serie di rituali, una serie di discorsi legati proprio ad una fede. E qua entra uno di quegli stereotipi di cui parlavo prima, il jihad. Jihad che viene tradotto come guerra armata, quindi l'Islam sarebbe la religione della guerra santa. E questo è uno dei grandissimi equivoci, perché jihad in realtà vuol dire impegno a 360 gradi. In questo momento che parlo a voi, io stesso sto svolgendo un jihad, sto impegnandomi per approfondire il discorso sull'Islam, e questo è un jihad, quindi non è esattamente una guerra santa. Dopo segnai rotto per también di stare in mera sa te cose sa questo Nicola Melis. Una cosa che mi piace è che Castienti e tutte cose che mi ha fatto bere buon lavoro del suo cristianesimo. Dunque, se futti monoteista e tenendo un Dio uscetti, e Dio pure un di bollo uscetti uno del Dio sotto non mi bolla troppo leare. E funti, religione si nasce in su deserto. Questa religione si nasce sempre in su deserto. Ed è un su deserto mi si agattava a solo. E dunque se ho sezza acquato e andrà troppo bene. Un'altra cosa scetti, ma bolliscire dei costumi, chi questa religione, il cristianesimo, chi Islam, altre cose, chi vuole a tu la impari, poi te ama bollivare, una spezza di cose, poi ti impari a rogarla di altre religioni, poi a me mi serve in te, può governare. E quindi il discorso di una religione che nasce nel deserto determina tutta una serie di limiti, per esempio la difficoltà a governare popolazioni divise in clan, possiamo dire in tribù, in famiglie rivali, un po' come succede in Sardegna, faide, tutte queste cose qua. Però alla base c'è un messaggio di pace e di, come dire, di lotta interiore contro il male. Questo è un discorso generale. E come appunto l'Islam si spande nel mondo e arriva in varie parti del mondo, incontra altre religioni e non pretende assolutamente di convertirle all'Islam. Anzi dice, vabbè, noi siamo religione dominante, voi potete continuare a mantenere la vostra religione, però governiamo noi. E questo è uno dei modi che hanno permesso ai vari imperi islamici nel corso dei secoli di governare territori così ampi, con popolazioni così diverse. E ci sono poi dei momenti storici emblematici che poi sono a livello ambientale, sono tutto il contrario di quello che succedeva nel deserto del profeta Muhammad. Per esempio, un momento storico importante è stato all'Andalus, la Spagna islamica, dove c'erano fonti, dove cristiani, ebrei, musulmani vivevano tutti insieme. Normalmente quando si parla di convivenza si pensa a quello. In realtà basta non andare troppo indietro nel tempo. Adesso in Siria abbiamo una guerra orribile, ma fino a pochi anni fa, ma parlo 2008, eccetera, la popolazione siriana, che è composta da varie religioni, convivevano. Ah, sei contento un merda come te sta andando oggi. Bonaria e bessia su Deus dessa religione ufficiale del suo pianeta nostro, sa Sardegna. Adesso non Deo buono. Massimamente per me Eva che noi abbiamo bisogno di governare con una specie di teocrazia e con un Dio che ponga la mente a noi facendo cose che servono a noi per governare. Commenti comprendendo che la trassa donai questa religione come zaus. Sa cosa che mi dispiace è che sono usciti con me andare con Eva. Essa mi piace ma non la comprendo sempre. È intelligente, pare buono decoro pure, ma è comandera, è abbettiosa, vuole sempre tenere ragione essa. In plus, non può comprendere se ti piace, a su manco uno pago. Boh, io sapere, senti che fiera ora l'orrai, per registrare questo sfueto scamminenti, e in moi sei un trend in domo. Accanto ad essa macchina di ibernazioni. Bene accattato, Barone Rossi. Ah, tu ci sei. E buon'aria un dia. Boh, non lisco, ad essere in carchilogo fatte da Deusu. Ti che corco eo.
E ta volesna, Brutto manzoso, non ti cavonza se inconca patata arbuddita, sa kerzonar solo chi a pa fa che su chi fa che ha sempre bonaria. Quindi, ermenzo su chi non ti ca intermeta, cadi che te può frittare tutto. Stiamo pensando una cosa. Oh Eva, Mm? stiamo vivendo in un pianeta che ha passato già uno sciacco umano, una specie fine al mondo. Eia. E Musadeppi vai scosa con prudenza. Non tu sceso sia sul serio, e t'ha fatto bene sta fine sul mondo. E tanto? E dunque, sto andando innanzi si castiende sul tempo passato, cercando di imparare cose da questa gente che ci viene innanzi de nosos, ma si ponai, is cose che io sto cercando di copiare, funti proprio cose che ti portavo a sta fine sul mondo. Ah? E te sceus nosos. Aspetta, non ti stai andando? Ascu, e omiccando, ti che te per bocare su frac, ti te per sposare e che te per entrare in esa macchina di ibernazione. Non sa che reschiste no che intanto chi ti vuole sa culo nudo, spero. No, ci comprendere, però non mi sei risposto. Tappa a rispondere l'unischieniti, ti accendo sa macchina di ibernazione da vora che in su telecomando e finimo sinoghe. Vabbè, Eva, è sbrevoso. Tappo lasciato un piccolo papilo, leggilo tranquillamente, che hanno di che sei scongelente. All'unisi, barone Rossi. Ma passao, ma fatto. Ma passao, pensando tu. Pensando tu. Ora sonno. Pensando tu, si mi ha basato, pensando tu. Sbrevoso. Ora che mi devo fare sbrevoso solo. Aspetta, su va bene. Ah, ducasa. E s'ha scurtao e sto a giovias. Commenta Dogna Lunis. E sboci si fianta d'aereo, torno al temale, le serene schiffine di Damiano Culetto, con il sologramma di Don Mario Cucusi e di Nicola Melis. Surenne cuvea signor Tore Pistis e se regista serena schiffini. C'è sta solo. Devo essere un governatore e papà. Papà Barone Rossi primo. Eva, ma passa pure.